Arli Barli Show è un collettivo di artisti che lavorano sul territorio vicentino e non solo, creando spettacoli straordinari tra musica, cabaret, magia e burlesque. A capeggiarli una vicentina doc, Katy Page. Io sono Katy Pertegato, però la maggior parte magari della gente mi conosce con il mio stage name, che è Katy Page, in onore della mitica Betty Page, che a me è sempre piaciuta come personaggio di donna d'altri tempi, ma comunque con una grandissima carica erotica e sensuale. Sono coinvolta nel mondo del burlesque e dell'arte, della musica in generale. Di giorno sono una musicoterapista e di notte mi trasformo come una supereroina per cavalcare i palchi. Collaboro con un collettivo artistico, sono la fondatrice di questo collettivo artistico che si chiama Arli Barli, ma a noi piace chiamarlo Urli Burli all'italiana. Urli Burli è un gruppo di artisti che ho voluto riunire in questo collettivo. Sono artisti legati da diverse arti performative. Abbiamo chi si esibisce come burlesque performer, abbiamo i musicisti, abbiamo il mago, abbiamo le presentatrici, abbiamo un sacco di donne che sono anche mamme. La cosa che ci accomuna di più è quella di voler portare sul palco non solo la nostra bravura, le nostre abilità sceniche e artistiche, ma anche una concezione di spettacolo che fa vedere anche il lato più umano del burlesque, soprattutto dove non è importante come si è fuori, perché nessuno è perfetto, ma l'importante è quello che vuoi trasmettere da dentro. I show sono cuciti ad hoc a seconda di quello che viene richiesto dalla serata, per cui in base anche a quello che sono i desideri del pubblico o di chi ci commissiona lo spettacolo, noi presentiamo diverse proposte. Sostanzialmente abbiamo una presentatrice che introduce gli spettacoli di burlesque che spesso vengono accompagnati da degustazione di cibi o durante la cena, eccetera, e le performer si esibiscono durante la serata, durante la cena, coinvolgendo le persone, e quindi il palcoscenico diventa anche parte dello spazio dove il pubblico non deve solo guardare ma può anche partecipare. Il tutto viene accompagnato spesso da musica, meglio se musica dal vivo ovviamente, e quando è richiesto mettiamo dentro anche un pizzico di magia. Come fondatrice di Urli Burli e come artista performativa, noi del collettivo abbiamo una missione, che è quella appunto di far vedere che il burlesque non è un semplice spogliarello, non è un mettere in mostra le proprie parti del corpo, ma è un mettersi a nudo anche a livello metaforico, perché c'è un grande lavoro dietro una performance di burlesque che viene studiata, viene creato un personaggio, viene gestito anche e soprattutto per ciò che riguarda l'aspetto scenico e dei costumi, ma è soprattutto una catarsi, una sorta di esorcismo delle proprie paure, e quello che accomuna tutti noi del collettivo è un po' la lotta
contro i tabù, contro i pregiudizi e le discriminazioni di genere, soprattutto per ciò che riguarda il mondo femminile, che spesso è etichettato in base a quello che i media e la società in generale richiede ad una donna, quindi un certo canone di forme, un certo comportamento, e noi abbiamo questa missione appunto che è quella di smantellare questi pregiudizi. In quest'ultimo periodo il collettivo Harley Barley ha deciso di prendere a braccetto il calendario del Vicenza Pride e di supportare i valori che il Vicenza Pride vuole portare anche a Vicenza sul palco, sotto forma di una serie di eventi chiamati That's Burlesque. Il That's Burlesque è organizzato in un'associazione culturale a Tiene, allo Urban di Tiene, ogni ultima domenica del mese, e in una formula di aperishow, perché pensiamo che nel territorio vicentino deve essere accompagnato lo spettacolo con del buon cibo e del buon vino, e abbiamo chiesto a delle cantine locali appunto di supportarci con i loro prodotti. E attraverso questi eventi vogliamo appunto sposare un po' la causa che è del Vicenza Pride, soprattutto per ciò che riguarda la lotta alle discriminazioni, e portare sul palco le storie di donne e anche di uomini, perché ci sono anche i boylesque, che vogliono mettersi a nudo e mettersi in gioco, cercando di rivalutare l'immagine dell'artista che fa questo tipo di performance e l'immagine del corpo, perché la prima cosa che dobbiamo fare è piacere a noi stessi, e questo ci dà la libertà di amare anche gli altri.